Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questo pomeriggio: incidente sul lavoro nel Catanese ed esattamente a Misterbianco, dove un operaio edile di 56 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di una palazzina dove stava lavorando alla realizzazione di un solaio. Adesso l'omicidio è avvenuto 3 giorni fa alla zona industriale di Catania. Durante l'interrogatorio Piero Maurizio Nasca, di 52 anni, ha dichiarato di aver investito la moglie e la sua amica, poi deceduta, senza la volontà di ucciderle. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha fatto scendere a Lampedusa 39 migranti nonostante gli ordini delle autorità italiane di non procedere con lo sbarco, in quanto alla nave era stato assegnato il porto di Trapani. In Sicilia ci sono più di 48.000 studenti delle scuole superiori tra statali e paritarie che il 21 giugno a partire dalle 8:30 affronteranno la prima prova degli esami di Stato, leggera diminuzione del 0,87% rispetto all'anno scorso. Chiudiamo con il meteo. Domani tornerà il maltempo su gran parte della Sicilia, con piogge principalmente nel pomeriggio. La Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta meteo gialla che si estende sull'intera isola, a eccezione della zona sud-orientale. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.